La diocesi di Padova apre le porte delle chiese per le vaccinazioni degli anziani. La prima sarà la parrocchia di San Paolo nel quartiere di Sant'Osvaldo, che si mette a disposizione per la somministrazione del vaccino anti-Covid. L'idea è venuta a Daniela Toderini, medico di medicina generale del quartiere, che ha chiesto la disponibilità della chiesa di San Paolo per fare le iniezioni ai propri pazienti. Il parroco Don Paolo Rizzato non ha esitato e ha chiesto e ricevuto l'autorizzazione del vescovo Claudio Cipolla. La Chiesa è sempre un luogo di vita e qui si parla della vita delle nostre persone. E poi perché la Chiesa è un luogo di vicinanza e qui si parla di attenzione alla cura, al bisogno delle persone. La Chiesa vive in mezzo a queste case e la gente che vive qui, avendo questa opportunità, credo che sia sicuramente da favorire. Sabato mattina la chiesa di San Paolo accoglierà così 80 pazienti della dottoressa Toderini, maggioranza della fascia 70-74 anni, che saranno vaccinati con AstraZeneca e alcuni over 80 che saranno invece vaccinati con Moderna. Per molti di loro certamente la nostra Chiesa, la Chiesa che è luogo sacro, è anche luogo familiare ed è luogo di preghiera, luogo di visita, non dico quotidiana, però periodica, anche domenicale. Mi auguro che questo possa anche aiutarli ad essere più sereni nel vivere questa esperienza. L'equipe sarà composta da 3 medici, un'infermiera e una volontaria della parrocchia. La chiesa di San Paolo si presta molto bene al luogo di vaccinazione che avverranno all'interno. Spazio ampio, banchi già distanziati di 1 metro, entrata e uscita separate. La dottoressa raccomanda ai pazienti di vestirsi con abiti comodi in modo da scoprire agevolmente solo un braccio, rispettando così il luogo di culto. Soddisfatto e felice il vescovo Cipolla, seguiamo la strada di Gesù e andiamo incontro alle necessità in questo tempo di pandemia, ha detto. La diocesi già a fine marzo aveva inviato ai parroci le indicazioni per la concessione di spazi parrocchiali ai fini della campagna vaccinale.